Telespettatori siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero la trasmissione dedicata interamente al calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino alla prima categoria. Naturalmente i risultati, le classifiche, gli ospiti e soprattutto i commenti tecnici affidati come al solito ad ogni commentatore di categoria. Il primo che andiamo subito a presentare naturalmente è Carmelo Puglisi, però prima dobbiamo salutare la nostra prima penaltina, la nostra Federica. Ciao Federica. Buonasera e ben ritrovati. Benissimo, e salutiamo Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. E subito diamo voce e telecamera al nostro primo ospite, ovvero Santo Palma. Ciao Santo, ex direttore sportivo dell'FC Aciliale. Buonasera a tutti. Vedo tanta amarezza sul tuo volto, sono state queste ultime settimane un po' impegnative, no? Però credo che comunque hai un'energia talmente notevole che passerà pure questo. Le tue dimissioni sono arrivate quasi inaspettatamente dall'FC Aciliale. Sono arrivato al culmine, come dicevi tu, di 4 settimane veramente molto dure, ma dove sono successe tantissime cose sotto tutti gli aspetti, sia molte cose che stanno, Sì. stati difficili e tante altre che comunque... Nelle ultime settimane si è parlato molto indubbiamente di punti tolti, punti dati, e quindi effettivamente c'è stata anche una gran confusione secondo me. La Lega forse ha un po' esagerato nei tempi soprattutto, no? Avrebbe dovuto forse molto tempo prima dare dei verdetti, ciò non è avvenuto e ha creato probabilmente tutto questo gran casino, come si può dire. Credo che hai trovato la parola giusta, anzi il termine giusto, confusione. È vero, molta siamo in grandissima confusione, ma già da qualche anno. Comunque, adesso siamo all'apice forse della confusione. È vero, parleremo nei dettagli del campionato di eccellenza insieme naturalmente a Santo Palma, ma subito diamo lettura dei risultati per quanto riguarda il campionato interregionale. Oggi si è arrivati all'8ª giornata di ritorno. I risultati insieme a Federica. Nova Gioiese Agregas 1-1, Orlandina Pomigliano 3-1, Agropoli Cavese si giocherà lunedì, Battipagliese Città di Messina 2-0, Comprensorio Montalto Licata 1-1, Noto Rende 0-0, Interreggio Savoia 1-1, Vibonese Torrecuso 1-0. In classifica sottolineiamo il pareggio a Reggio Calabria del Savoia, ma purtroppo anche per l'Acargas la giornata è stata una giornata negativa perché ha pareggiato a Gioiosa, e questo qui ha impedito di accorciare ancora di più la classifica che comunque leggiamo sempre con Federica. Savoia 61 punti, Agregas 52, Battipagliese 44, Torrecuso 41, Agropoli, Cavese e Nuova Gioiese 39 punti, Noto 35, Comprensorio Montalto e Interreggio 33 punti, Pomigliano e Orlandina 31 punti, Due Torri 29, Vibonese 26, Città di Messina 24, Rende 22, chiude la classifica Licata con 12 punti. In classifica ricordiamo che la Cavese, l'Interreggio e la Battipagliese hanno un punto di penalizzazione, il Licata ben 3 punti di penalizzazione. Come tutti ben sanno, il Ragusa dopo la 4ª rinuncia è stato escluso dal campionato. E adesso anche lettura del tabellino della prossima settimana. Si giocherà la 9ª giornata di ritorno, domenica 9 marzo 2014. Eccolo qua il tabellino: Torrecuso Battipagliese, Rende Comprensorio Montalto, Acragas Interreggio, Città di Messina Licata, Savoia Noto, Due Torri Nuova Gioiese, Agropoli Orlandina, Cavese Vibonese, riposa il Pomigliano perché il Ragusa giustamente è stato escluso dal campionato. Prima di dare subito il commento tecnico a questo girone di interregionale insieme a Carmelo Puglisi, dobbiamo dare il benvenuto all'altro ospite che è arrivato, ovvero Giuseppe Bosco, presidente del Catania Beach Soccer. Buonasera, grazie dell'invito. Ciao Giuseppe.
Siete pronti per la stagione? So che avete fatto un colpo da mercato sensazionale, no? Allenatore brasiliano. Stiamo lavorando. Bene, bene. Parleremo di questa stagione che partirà ufficialmente quando? Dovrebbe partire il 27 maggio con la Coppa dei Campioni a Catania. Addirittura, quindi insomma grande successo anticipato proprio, perché siamo sicuri che la vostra è una bella organizzazione e regalerà delle straordinarie emozioni. Torniamo a parlare dell'interregionale. Carmelo Puglisi, allora, pareggio sia per il Savoia, ma soprattutto insomma forse qualcosa da rammaricarsi per l'Akragas, no? Un'occasione persa. Sulla carta per metà un'occasione persa, perché in realtà il calendario questa settimana era molto più favorevole al Savoia. La trasferta di Gioiosa Marea era insidiosa per l'Akragas, che infatti ha avuto qualche insidia per portare via questo punto. Ha decisamente inaspettato invece il pareggio del Savoia a Reggio Calabria contro una squadra di medio-bassa classifica. Anche il Savoia ha sofferto non poco, mentre invece è stato comunque un fine settimana estremamente positivo per le squadre siciliane. L'Orlandina è tornato alla vittoria contro il Pomigliano, il Licata continua a non arrendersi, ha portato via un buon punto dalla Sila contro il Comprensorio Montalto, lo stesso pareggio del Noto, il punto fondamentalmente non serve, ma il Noto dimostra di essere ancora una squadra estremamente viva. L'unica nota negativa è la sconfitta del Città di Messina a Battipaglia. Comunque le siciliane sono quasi tutte in piena bagarre nella zona salvezza, ma sono tutte quante più o meno vive. Il Duetorio ad esempio oggi ha preso i 3 punti a tavolino della sfida che doveva essere, non è stata, con il Ragusa che si è ritirato. Il Licata probabilmente con questo ennesimo pareggio ha dato addio ai sogni di un possibile miracolo? Il miracolo in realtà non c'è mai stato, però ripeto, alla squadra del presidente Deni e di mister Catanese ogni settimana noi dobbiamo fargli un plauso, perché stanno onorando veramente nel migliore dei modi il campionato e stanno programmando nel miglior modo possibile la prossima stagione, un'eccellenza di vertice l'anno prossimo. Infatti, cortesemente possiamo rimettere di nuovo la schermata della classifica, perché la voglio un po' discutere anche con i nostri due ospiti. Allora, Santo Palma, Savoia 61, Akragas 52, poi tutto il resto, insomma, un abisso di differenza probabilmente, no? Sì, diciamo che le squadre attrezzate a fare... L'Akragas ha perso quella grande benissimo chance della partita in casa per cercare di accorciare. Ma al di fuori di quella situazione l'Akragas ha fatto un campionato strepitoso. Ricordiamoci che è una neopromossa, ricordiamoci che comunque è una città che mancava da moltissimo tempo alla Serie D. Ha fatto un torneo di vertice, tenendo testa al Savoia per circa 20 giornate. Ben più attrezzato, direi, no? Molto più attrezzato e molto più navigato in queste categorie, soprattutto campano, quindi come tale un avversario quasi insormontabile. Giusto. Giuseppe, ma cosa è mancato all'Akragas? Qual è stato l'ultimo gradino che serviva? È una neopromossa. È una neopromossa, quindi già ha fatto un miracolo. La storia insegna che quando una società prende, quando dei dirigenti prendono delle società, ci vuole un percorso. Ed è normale che, anzi quello che hanno fatto sono stati veramente, è un plauso per quello che hanno fatto e dove sono arrivati. Tra l'altro supportati anche da un bel gruppo di sponsor, no? Perché aiutano, diciamolo pure Giuseppe. Gli sponsor sono fondamentali oggi, perché con la magra delle istituzioni, per cui non c'è più da attingere in nessun posto, è normale che il rapporto lavoro, marketing, comunicazione, sponsor e tutto quant'altro diventa fondamentale. Ricordiamoci anche che gli stadi oramai sono anche praticamente deserti, sì, perché la gente è messa a casa e guarda la TV da casa, guarda le partite da casa, quindi è logico che si deve fare una progettualità alla base e secondo me lo stanno facendo e si ritroveranno poi. Vediamo, sicuramente ci saranno forse i playoff, sì. Riusciranno Anche se a fare insomma, i qualcosina. playoff determinano soltanto una classifica poi di ammissioni di ripescaggio, non c'è una possibilità che vincendo i playoff... Ma sai, in questi momenti può succedere di tutto. Certo, perché Quindi, con il rinnovo dei campionati... se tu guardi il Messina in Serie C, possibilmente l'anno prossimo farà il campionato di Serie C. Infatti. Voglio dire, può succedere tutto, perché non c'è nulla di scontato. Non siamo come gli anni 90, gli anni 80. Hai capito? Soprattutto l'estate non c'è può nulla di succedere di scontato, tutto, ci sono più controlli, quindi è normale che ognuno si fa il proprio campionato, completa la stagione sportiva
e poi quello che succede, poi poi tutto cosa va nelle mani delle carte. Dico, ci piacerebbe avere dei Agrigento, che è riscatti. una piazza importante nei professionisti, No, ma credo per che carità, serva anche per tutto il carità, movimento, per no? carità, Anche ma se per carità. devo dire che comunque ancora mi sembra un po' prematuro, se Agrigento va nei professionisti in maniera prematura e disorganizzata come siamo Poi soliti rischia fare di noi, soffrire, rischia di no, poi soffrire. rischiamo di scomparire, forse è meglio che prima E Agrigento questo- si organizzi in maniera... Come diceva giustamente E questo- Giuseppe, e se non c'è questa una sarà la programmazione... base. Oggi Ma noi- guardi, è proprio il presidente... ma naturalmente noi oggi come Catania e Beach Soccer riusciamo a fare determinate cose, ma abbiamo 13 anni di esperienza. Ecco, è voglio giusto. dire. E proprio quindi- accanto abbiamo uno dei pochi presenti che si è realizzato la sua struttura. E poi vincente, Ma No, molto ma vincente. l'importante è che Ma alla grande, direi. la mia vittoria è stata la realizzazione dello Assolutamente. stadio, che infatti. quest'anno riconfermiamo Presidente, da sei 2000 posti. l'unico forse a Catania che è riuscito a fare questo, al di fuori di qualsiasi sport parliamo. Ma io sei spero, l'unico, io quindi- spero che ci riescono anche gli altri, però torno a ripetere, sicuramente. non bisogna fare voli pindarici o fare Bravo, cose che bravo. non esistono. Giusto, La realtà Giuseppe. concreta, l'economia è quella reale, il resto sono tutte chiacchiere. È giusto, è giusto. Tu sei la Catania che ce la può fare, Presidente, abbiamo fiducia in te. È una Catania che ce la può Che fare. ce la fa, infatti. non solo ce che la ce la farà può fare. sicuramente. Grazie. Tra poco parleremo anche appunto di questa pool Coppa dei Campioni che ci sarà a Catania per quanto riguarda il beach soccer, ma parleremo soprattutto di una stagione che si preannuncia anche molto interessante dal punto di vista tecnico, no Giuseppe? Sì, Così noi un'anticipazione. Sì, abbiamo, come dire, abbiamo chiuso un progetto che si è chiuso l'anno scorso col quinquennio di Belluso e quest'anno ne stiamo riaprendo un altro. Abbiamo ingaggiato il campione, diciamo l'allenatore FIFA per eccellenza, L'Ancelotti del beach soccer. il capo dei capi allenatori del beach soccer. Abbiamo ingaggiato Alessandro Soares, che è il 4 volte campione del mondo col Brasile, fra le altre cose. Devo dire è stato molto felice di sposare il nostro progetto. Bene. Al solito naturalmente con i giusti rimborsi, con le giuste Chiaro. cause, naturalmente siamo ben felici di accoglierlo e anche lui pensa di trarre vantaggio da questa Da questa esperienza a Catania, esperienza. perché qui lavorerà in una struttura importante, lavorerà con quasi 40 persone di prima squadra under 21, quasi 130 bambini di scuola calcio, sarà il capo anche struttura di quello che poi è il comparto tecnico, insomma. Che bei progetti, Carmelo. No, ma non se- sono progetti, senti sono questo realtà progetto, oramai, erano progetti 3-4 anni fa, dico, sono realtà. È una meraviglia, Carmelo, sentire queste cose qui è una meraviglia. Voto 10 e lode, non c'è nulla da aggiungere. Nulla da Poi aggiungere. siamo a Catania, anche E poi siamo a in questa situazione Catania. dico siamo a Catania. E questa qua è una cosa anche molto importante. Ci dobbiamo fermare. Sì, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario, rimanete con Penalty.